Movimento Cristiano Lavoratori unitamente alla Presidenza nazionale, e anche quest'anno la cerimonia trova ospitalità qui alla Fondazione Sciascia a Racalmuto, che sostiene questa importantissima iniziativa in quanto riconosce in questa cerimonia un sentimento nobilissimo, la solidarietà, valore che viene conferito a ciascuno dei premiati di questa edizione per essersi distinti in ambito della solidarietà, della scienza, della cultura, dell'arte e del lavoro. Il premio è intestato a Monsignor Cataldo Naro, figura che bene si collega a questo movimento fondato nel 1972 per direttiva di Paolo VI. Ecco, Monsignor Cataldo Naro è stato un grande teologo della facoltà pontificia di Sicilia, oltre ad essere vescovo di Monreale. L'ambizione di questo premio è riconoscere nei premiati un enorme valore solidale e sociale che sia da esempio per le future generazioni. Con questa intenzione il premio Solidaritas continua la sua mission. Ancora una volta, dopo un attento lavoro, il Comitato Nazionale ha individuato prestigiose figure alle quali riconoscere un elogio con le motivazioni di cui daremo lettura. Apre i lavori dell'edizione 2023 il presidente provinciale della MCL Enzo Sardo. Non so se riuscirò a parlare perché sono emozionato. È una persona in mezzo a voi, un angelo disceso nelle zone del Catanese, mi ha procurato questo problema. Comunque, gentili signori e gentili signori, benvenuti in questo stupendo tempio della cultura. Oggi chi siamo? Cosa facciamo? Cosa vogliamo? Siamo il Movimento Cristiano dei Lavoratori, un movimento di solidarietà e di fraternità, un movimento papalino. Perché abbiamo organizzato questa manifestazione che, come avete visto dalle foto, la organizziamo ormai da diversi anni? Lo organizziamo perché stiamo attraversando un periodo di grande confusione, di grande egoismo, di grande impostura, di grande guerra. Oggi, come vedete, come sapete, ci sono in giro per il mondo una marea di difficoltà e c'è un ricorso agli armamenti. Noi, la giuria nazionale, fatta dal presidente nazionale dell'MCL Antonio Di Matteo, dal presidente regionale Giorgio D'Antoni, dal presidente provinciale sottoscritto, da Decio Terrana, componente dell'esecutivo nazionale, dalla Maria Concetta De Marco che è dietro di voi, che è una nota scrittrice, da Giovanni Tesè, scrittore, avvocato, e da Salvatore Di Rosa, un clinico importante. A chi abbiamo scelto? Abbiamo scelto degli angeli, che sono quelli che portano pace, serenità e benessere. Questa sera, dalla lettura delle motivazioni, capirete perché sono degli angeli. Quindi, contro una grande difficoltà che è data dalle tematiche e dalle difficoltà quotidiane, ci sono tante persone che ogni giorno lavorano con passione, determinazione, responsabilità, volontarietà, con immensa gioia. E io per questo motivo mi sento questa sera l'uomo angelo, mi sento l'arcangelo, perché organizzare una manifestazione come questa assieme a tutti gli altri componenti della giuria non è una cosa facile, ma è necessaria, ed è necessaria anche organizzarla nella sede della Fondazione Sciascia, perché nella Fondazione Sciascia, voi sapete, si celebra la regola della vita, si recita il rispetto delle regole, si rispetta la democrazia, la libertà, e quindi tutti i concetti che sono connessi a un mondo diverso da quello a cui stiamo assistendo. Noi siamo particolarmente onorati di avere questa sera insieme a noi, non so se devo dire prima il prefetto Romano o il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Catania, perché non so
ci troviamo dopo. Adesso ci raggiunge per un saluto il sindaco della città di Racalmuto, l'architetto Vincenzo Maniglia. Io sono particolarmente contento di rappresentare la città in questo periodo, ma allo stesso tempo anche la Fondazione Leonardo Sciascia. Riuscire a creare questi momenti particolari, questo non è il primo anno che l'MCL sceglie la Fondazione Leonardo Sciascia per fare questo grande evento, riuscire quindi a portare tutte queste personalità, queste autorevoli personalità all'interno di quest'aula è qualcosa che ci inorgoglisce come racalmutesi, perché vuol dire che Racalmuto si è ritagliata negli anni e continua ad avere questo ruolo di faro della cultura nell'ambito provinciale ma anche in ambito regionale, e l'obiettivo delle pubbliche amministrazioni è proprio quello di valorizzare, di portare sempre più in alto il nome della città che si rappresenta. Quindi per me è sempre un motivo di orgoglio, di grande emozione, diceva Enzo, e condivido questo momento, perché effettivamente noi stiamo celebriamo ogni anno un evento importantissimo, perché come dicevo l'anno scorso e ribadisco quest'anno, in una società che sta perdendo i valori, che sta perdendo il ruolo istituzionale, che sta perdendo il rispetto del ruolo istituzionale, andare a celebrare le eccellenze, celebrare le persone che in qualche modo a vario titolo nei loro campi riescono a dare serietà, impegno, risultati, è qualcosa che va contro tendenza a quello che la società purtroppo sta portando avanti in questi anni, e questa è una cosa che ci deve fare riflettere. Per cui come cittadino di Racalmuto, come primo cittadino di Racalmuto, come presidente della fondazione, ancora una volta do il benvenuto a tutti quanti voi. Questo ennesimo appuntamento mette in evidenza il lavoro che adesso i premiati prenderanno, il lavoro svolto da queste persone che a volte lavorano in silenzio, a volte sono distanti dai riflettori, ma che con il loro lavoro hanno dato un contributo eccezionale alla società senza limitazione alcuna. Quindi ancora una volta benvenuti, mi auguro che anche i premiati, coloro i quali parteciperanno a questo evento, ne escano con qualcosa in più, e quindi questa giornata si va a mettere nell'album delle grandi cose che a Racalmuto si sono celebrate e che costituiscono appunto il punto, la storia e l'esempio per le generazioni future. Grazie a tutti quanti voi, benvenuti ancora una volta a Racalmuto. Grazie a lei sindaco. Adesso è il momento dell'intervento dell'onorevole Decio Terrana, componente esecutivo nazionale nonché presidente di giuria del premio Solidaritas. Adesso che arriva il microfono per l'onorevole Terrana che sta vicino a te. Buonasera a tutti, io stasera sono felice di vedere in questo, Enzo diceva Tempio, in questa culla della cultura italiana, vedere tanti amici autorevoli che arrivano da diverse parti della provincia e da diverse parti della Sicilia. Per noi, intanto saluto Sua Eccellenza il Prefetto, saluto tutte le autorità presenti, parlamentari, tutti gli amici che vengono di fuori, un grazie per la vostra presenza. Ma un particolare saluto voglio dare all'amico presidente dell'Assemblea regionale, il Gaetano Galvagno. E Gaetano, mi scusi se cito una cosa che lo riguarda personalmente, certamente lo farà commuovere, ma mi sembra doveroso in una sera dove si celebra la solidarietà, che non è facile oggi nel nostro tempo parlare di solidarietà, molto spesso ci riempiamo la bocca di solidarietà, ma nella sostanza non agiamo di conseguenza. Io saluto il Presidente e voglio ricordare suo padre Pino Galvagno, che pur essendo in pensione, un medico che si poteva godere la famiglia, si poteva godere i suoi spazi. Nel momento in cui la gente moriva per Covid, lui scende in campo gratuitamente per sostenerle, per aiutarle. Purtroppo ha perso la vita, però questo è stato un atto di grande
società e tutti dovremmo qualche considerazione, visto che si tratta di premio di solidarietà, consentitemi di farla. Io dico, viviamo in un tempo pieno di difficoltà, di totale confusione, di caduta morale a tutti i livelli. Non c'è un'associazione, è la società che è malata, e se non diciamo le cose come stanno, evidentemente faremo un male a noi e un male alla stessa società. Oggi viviamo, la famiglia vive in piena difficoltà, che è poi la prima forma di società. La società più complessa è in difficoltà, la scuola vive a singhiozzi ed è in difficoltà. Le famiglie che si sentono vessate dalla tassazione e non vedono più il paese come modello di riferimento, i governi, la politica stessa che è in difficoltà, lo dobbiamo dire. Quindi è una società che deve essere rivista e ricostruita, un modello che deve essere rivisto. Noi come MCL da anni lavoriamo per quello che ci compete, e non dimentichiamo che noi in questo paese assistiamo a più di 1 milione di persone, e non dimentichiamo che è un movimento che nasce sotto Paolo VI, ma non dimentichiamo che noi siamo presenti in tutte parti del mondo con le nostre sedi, siamo presenti anche oltreoceano, siamo presenti in America, in Argentina. Quindi dico, per dire che noi svolgiamo un ruolo, una funzione per migliorare la società, ma è chiaro che oggi la politica deve darsi una mossa a tutti i livelli, perché oggi assistiamo, cari amici, e lo dico soprattutto ai giovani politici, e mi auguro che loro possano coprire in tutti i partiti politici, nessuno escluso, coprire lo spazio che oggi è assente. Oggi c'è, caro dottore Vitello, crisi di leadership nei partiti. Non ci sono capi partito, non ci sono leader. E diceva bene De Gasperi, i capi partito pensano alle future elezioni, i leader pensano alle future generazioni. E oggi serve una classe politica che pensi alle future generazioni, che costruisca una stagione nuova, che dia un futuro alle nuove generazioni. E il premio solidarietà, sotto un punto l'ideale vuole essere rappresentare quella solidarietà come momento di crescita sociale e momento di crescita civile. Questa è la funzione che abbiamo dato al premio, non è tanto per celebrare una giornata vista assieme, ma vogliamo celebrare questo momento, soprattutto in questa culla della cultura, come dicevo poc'anzi, per dare alla società esempi positivi, modelli positivi, quei modelli che dovremmo tutti quanti imitare. Oggi ci sono tante persone che prendiamo, ma che sono veramente dei modelli positivi per la società, e quindi tutti quanti dovremmo realmente vedere e dare alle nuove generazioni modelli positivi. Non è più possibile dare i social ai giovani, non è più possibile vedere i giovani che sono drogati dai social, non è più possibile vedere che l'82% da un censimento viene fuori che l'82% delle persone non riesce a capire se una notizia è vera o è una fake news. Non è possibile che con i social arrivano messaggi di odio, devono arrivare messaggi di amore, di quell'amore che deve spegnere quella guerra che c'è in Ucraina. Non è possibile che io dico che l'Europa ha fatto poco, non ha fatto tanto, vanno trovati i punti di incontro, e la verità di questa guerra non so quando verrà fuori. Io dico che noi che portiamo avanti l'evangelizzazione, perché è un movimento che cristiano, noi dico che dobbiamo lavorare per la pace, noi dobbiamo lavorare per l'amore. Il presidente Sardo poc'anzi diceva che tutti cominciano ad armarsi e organizzarsi con le armi, invece di organizzarsi con le armi per la guerra, incominciamoci a organizzare con l'amore per la pace e per la solidarietà. Grazie.
soltanto per esprimere le gratitudini a ciascuno di voi che ha deciso oggi pomeriggio di rispondere all'invito che il Presidente dell'MCL di Agrigento, Enzo Sardo, ha rivolto a ciascuno di voi. Per ringraziare innanzitutto il Sindaco della città e la Fondazione Leonardo Sciascia, che ci dà l'opportunità di ritrovarci qui ancora una volta per un evento che un po' nelle corde della nostra esperienza associativa. Lo scorso anno ci preparavamo a festeggiare i primi 50 anni di vita del nostro movimento, e ora invece siamo in cammino senza porci dei limiti. Io non voglio rubare molto tempo, però voglio condividere con voi una riflessione su due parole che incarnano in qualche maniera la nostra esperienza di donne e uomini che da oltre 50 anni hanno risposto a una chiamata, che è quello di un appello e anche un gesto di fedeltà, come ebbe a dirci San Giovanni Paolo II, alla Chiesa, alla democrazia e ai lavoratori. Certo, siamo un movimento innanzitutto dei lavoratori, ma viviamo questa esperienza in comunione e dentro la Chiesa cattolica e cerchiamo di portare nella vita di ogni giorno questi principi e questi valori. Le due parole sono sussidiarietà, che difendiamo ogni giorno, e difendiamo non soltanto a parole, ma le difendiamo nel dialogo, nel confronto dialettico con le istituzioni, che da una parte ce la garantiscono, dall'altra invece con i provvedimenti legislativi, soprattutto quelli di bilancio, e quindi andiamo verso le scadenze dell'autunno-inverno, ci aumentano le prestazioni e ci diminuiscono i corrispettivi. E quindi questo è un impegno forte per dare tutela e la difesa dei corpi intermedi. E l'altra parola è solidarietà, perché la nostra esperienza è un'esperienza che parte da lontano rispetto a una vocazione, a un periodo storico particolare del nostro paese, ma che si è sviluppato nelle strade del mondo. Nelle strade del mondo a seguito e in accompagnamento dei nostri connazionali nella migrazione, e quindi un gesto di solidarietà nei confronti dei nostri connazionali. E poi da 30 anni a questa parte, con i cambiamenti che ci sono stati nell'altra sponda del Mediterraneo, nel centro e nell'est dell'Europa. E quindi con azioni concrete sotto il profilo della formazione, del dialogo sociale rispetto agli obiettivi dell'Europa, e con gesti di concretezza che passa attraverso la realizzazione di cose concrete: case per il dialogo a Sarajevo, case per giovani coppie di cattolici a Gerusalemme, piccoli interventi a sostegno delle chiese nella sofferenza, in paesi molto diversi e molto difficili rispetto a quanto abbiamo vissuto noi. E allora questo premio, che è iniziato un po' di tempo fa all'epoca del nostro presidente provinciale, l'onorevole Decio Verrana, iniziato così, oserei dire alla garibaldina, e poi invece si è riusciti a dare concretezza, perché la concretezza poi va sviluppata anche nel territorio, e va sviluppata attraverso le relazioni con le professioni, con i mestieri, con le competenze, con la cultura, con il mondo accademico, con il mondo sociale. Allora questo è il cammino che abbiamo intrapreso, che vogliamo continuare a percorrere queste strade dappertutto, naturalmente in questa provincia, in questa terra che anche sento anche mia per tanti impegni nel movimento in questa regione, dove azioni concrete di solidarietà, di accoglienza e di integrazione, per quello che ci riguarda, sono partite oltre 30 anni fa nella provincia di Trapani, in particolare a Mazzara del Vallo, e ci vedono impegnati ogni giorno. E allora questo è l'auspicio per gli amici dell'MCL di Agrigento e della Sicilia: continuare su questa strada. Continueremo su questa strada perché questa è la nostra missione. E auguri ai premiati in anticipo. Grazie a Antonio Rimatteo, Presidente nazionale dell'MCL. Va detto che l'aspetto positivo dei social di cui parlava lei, l'onorevole Terrana, c'è ogni tanto, e questa sera noi ce l'abbiamo perché siamo in diretta streaming sulla pagina ufficiale della MCL di Agrigento. Successivamente verrà trasmessa sul canale YouTube nazionale della MCL, affinché questa serata
chitarra rimanga a lungo come un bellissimo ricordo vissuto tutto insieme. Con me c'è Nicoletta Capodici che mi aiuterà durante la manifestazione e lei darà lettura delle motivazioni del premio. Ben trovata. Buonasera a tutti, buonasera a te Sandra e benvenuti al Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro. Questa è una serata all'insegna della scienza, della cultura, della formazione, ma soprattutto della solidarietà. Numerosi sono i premiati e altrettanto gli ospiti e io vi porgo una buona continuazione a tutti voi. Grazie Nicoletta. Buon lavoro anche a te. Prima di entrare nel vivo della cerimonia e quindi della consegna dei premi, un brevissimo intervento musicale con graditissimi ospiti. Abbiamo il soprano Machie Nomoto, il maestro il basso Salvatore Salvaggio che verranno accompagnati al pianoforte dal maestro Rosario Randazzo. Ci stanno raggiungendo, eccoli da dietro le quinte arrivare. Con un caloroso applauso, visto l'intervento, con il brano Sia qualunque delle biglie tratto dall'opera Cenerentola di Giacchino Rossini. Maestro.
Primo conferimento. Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldo Naro conferito al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, ritira il colonnello Vittorio Stingo. Ben trovato. Diamo lettura della motivazione. Per il lavoro dedicato che svolgono quotidianamente in tutti i paesi della nostra provincia, con serietà, garbo, determinazione e senso di abnegazione, consapevoli che, in alcuni casi particolari, sono in grado di svolgere oculatamente anche la figura del sociologo o del psicologo, atteggiamento necessario per risolvere questioni complesse e per evitare inutili pericoli. Molti di loro, in alcuni casi, si sono distinti per opere di estremo coraggio e di solidarietà umana nei confronti di singoli cittadini, mettendo in evidenza eroismo ed umanità, sicuri che il lavoro svolto è il risultato di un lodevole coordinamento. Si riconosce una missione esemplare di difesa e sostegno della legalità e di tutela e mantenimento del vivere civile e di solidarietà umana. Consegna il premio il dottore Filippo Romano, prefetto di Agrigento, e l'architetto Vincenzo Maniglia, sindaco di Racalmuto. Eccoli arrivare, ben trovati. Il sindaco consegna la premiazione. Mettiamoci al centro. Ecco il momento della consegna che accompagniamo con un bellissimo applauso. Colonnello, complimenti e grazie per tutto il lavoro svolto nel nostro territorio, tutta la provincia di Agrigento. Ben trovato anche lei, prefetto. Mettiamoci magari un po' più al centro. Adesso i premi li abbiamo già consegnati, ma ce ne liberiamo solo per un attimo, giusto per un saluto e un ringraziamento che vi vogliamo anche rivolgere per tutto il lavoro svolto. Grazie, anzitutto buonasera a tutti, è un onore per me poter essere qui tra il prefetto e il nostro caro sindaco. Porgo un ossequioso saluto agli onorevoli, alle autorità e ai cari amici presenti. Solidarietà è una parola che oramai usiamo soltanto prevalentemente in funzione demagogica e ce ne sarebbe invece tanto bisogno di solidarietà. Io nel lavoro mi trovo spesso a svolgere principalmente una funzione repressiva di quelle che sono le realtà sbagliate della nostra società. Abbiamo tanto bisogno invece di fare prevenzione, di far crescere le nostre future generazioni in maniera differente, e per fare questo dobbiamo risvegliare gli stakeholders positivi della nostra società, in primis le famiglie, le scuole, la Chiesa sicuramente, tutti coloro i quali ci hanno educato in passato. Oggi più che mai dobbiamo unirci tutti insieme per condurre quella rivoluzione culturale della legalità di cui tanto ha bisogno la nostra società, per risvegliare quei concetti di onore, di famiglia, di rispetto del prossimo e di solidarietà, perché altrimenti la clessidra del tempo sta agli ultimi granelli di sabbia e non possiamo perdere questa occasione di rinascita. E vi auguro, io sto andando via, quindi ne approfitto anche per fare un caro saluto, vi auguro un in bocca al lupo e soprattutto alla comunità di cotanta cultura, signor Sindaco, in questa sede così prestigiosa vi auguro di rimanere sempre a testa alta, di essere orgogliosi cittadini di Racalmuto e siciliani. Pacifico per questa sera con noi e tutti i suoi uomini presenti, ma anche tutti gli uomini impegnati nel nostro territorio, e ne abbiamo davvero bisogno. In questo momento la società vive un momento di difficoltà. Grazie per il lavoro e vi auguriamo di proseguire con serenità sempre a favore, insomma, del nostro territorio e di tutta la gente che ci vive. Grazie. Prefetto, io approfitto della sua presenza, la ringrazio tutti quanti i presenti per essere venuti
qui questa sera al Premio Solidaritas per essere presenti con noi. Sono io che vi ringrazio, anche perché per me tornare a Racalmuto è sempre un piacere particolare. E questo è uno dei comuni in cui mi sento a casa. Io sono stato commissario interna, commissariale a Racalmuto negli anni 2012-2013, ma anche 10 anni prima, nel 4-6, quando ero commissario a Canicattì, ho avuto molto a che fare con Racalmuto, perché vedete Racalmuto è ovunque. In questo momento, mentre siamo qua ad Agrigento, c'è il corso di scrittura creativa tenuto da Felice Cavallaro. Ho dovuto dire che non potevo essere lì per essere qua, e in quel corso sono passati illustri raccattesi, per esempio Gaetano Sabattelli. Quindi davvero, quando dico che Racalmuto è ovunque, non dico una cosa a caso. E nel 2004-2006, quando ero invece a Canicattì, le manifestazioni culturali di Canicattì le organizzavamo qua, insieme ai due comuni. Abbiamo fatto un accordo con il suo collega dell'epoca, il sindaco Restifo, e a Canicattì ancora non avevo un teatro, fummo noi a mettere mano al teatro sociale, che poi ora inorgoglisce quella città, e invece Racalmuto aveva quella perla che è il suo famosissimo teatro. Quindi, sindaco, che devo dire, io sono veramente felice di essere qui. Lei poco fa ha citato una norma del testo unico degli enti locali, l'articolo 13, che dice che il compito del comune è di garantire, di assicurare lo sviluppo socio-economico della comunità locale. Ecco, questo credo che lei lo abbia fatto bene, come anche i suoi predecessori, per cui questa comunità, che non è favorita dall'economia, oggi i paesi dell'interno, le cittadine dell'interno vanno svuotando, si perdono funzioni. Pensate quando Racalmuto era la metà di Agrigento, all'inizio del Novecento, 16.000 abitanti contro 32.000, oggi i rapporti sono molto più sproporzionati, eppure di Racalmuto si parla in tutta Italia, grazie sì all'eredità di Sciascia, ma anche alla vostra capacità di tenerla viva anche con manifestazioni come queste. Quindi complimenti. Sì, facciamo la foto. Bene, con un applauso ci salutiamo, grazie infinite, buon proseguimento, buon lavoro. Allora, abbiamo un collegamento puntuale alle ore 19, Racalmuto si collega in diretta con l'Ucraina, quindi stravolgendo velocemente così la scaletta, vado subito a recuperare questo intervento. Organizziamoci per il collegamento in diretta. Allora facciamo intanto la chiamata, quella ufficiale, Premio Nazionale Solidaritas 2023, Monsignor Cataldonaro, conferito a Maxim Koziski, governatore della regione di Leopoli in Ucraina. Ritira il premio il professore Danilo Tkanko, incaricato dal Presidente. In questo momento lui sta facendo il collegamento, quindi dobbiamo intrattenerci per qualche istante. Capite bene che dobbiamo creare questo collegamento che sta per arrivare direttamente con il governatore di Leopoli in Ucraina, al quale abbiamo conferito il Premio Nazionale Solidaritas 2023. Va detto che Danilo Tkanko è un professore di storia dell'arte in Inghilterra, ma lui ha questo legame particolare con Racalmuto, mi sembra di capire da quello che mi hanno raccontato ieri. Lui ha un conoscente qui, è venuto in visita a Racalmuto e ha deciso di acquistare una casa qui, quindi quando lui è libero, quando può e non lavora, Facciamo un'altra premiazione, poi lo facciamo. Ok, dobbiamo riprendere la nostra scaletta, facciamo un'altra consegna di premio, quindi capirete che questo problema poteva succedere, quindi dobbiamo velocemente recuperare. Allora, quindi a lui torniamo nuovamente. Passiamo alla consegna del Premio Nazionale Solidaritas Monsignor Cataldonaro, conferito al Cardinale Matteo
Si accomodi. Grazie Presidente per avermi aiutato. Cosa è successo? Mi avete cercato? Io direi di ricominciare, perché è giusto che lei, sì, al suo posto, io ricomincio, questo è stato... Solo a condizione che mi dia del tu, agli attori si dà del tu, non si dà mai. Adesso che ci conosciamo meglio ci daremo anche del tu. Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro, conferito a Gaetano Aronica, attore, autore e regista. Eccolo. Grazie. Ben trovato. Buonasera a tutti, per chi non mi avesse visto. È presente. Adesso diamo lettura della motivazione. Ascoltiamo la nostra Nicoletta. Uomo colto, garbato e cortese, artista raffinato, eclettico, dotato di grande talento, regista virtuoso e creativo. Dopo la laurea in lettere ha frequentato la scuola di teatro Paolo Grassi di Milano. Da diversi decenni percorre la strada maestra della diffusione culturale, utilizzando il metodo dell'etica della formazione. Quindi non solo teatro e cinema, ma arte, moralità, pedagogia, rispetto delle regole in ogni tempo e in ogni luogo, e antropologia culturale che utilizza come riscatto della Sicilia accolta, laboriosa, impegnata, capace, preparata e lungimirante. Con la sua compagnia in giro per l'Italia va ripetendo: noi andiamo avanti per difendere il nostro lavoro e tutto ciò in cui crediamo, ossia arte, libertà, solidarietà, giustizia e merito. Una missione esemplare di promotore artistico e culturale di elevata capacità e di dedizione assoluta alla formazione artistica e allo sviluppo solidale delle nuove generazioni. Grazie. Lui è Gaetano Aronica. E allora, Gaetano Aronica, adesso possiamo darci del tu, mi sembra. Io mi chiamo Sandra. Sandra, ciao. Piacere, ben trovato e complimenti per il lavoro che svolgi in questo momento, in che cosa siamo impegnati o che cosa c'è in progettazione. Guarda, intanto sono un po' emozionato, di solito si fa una battuta comica su quando si leggono le motivazioni, nel senso che si dice sempre la stessa cosa, mi sembrava non si parlasse di me. Andrei oltre tutto ciò perché invece mi fa piacere che si parli di me in questo modo, almeno qualcuno se ne ricorda. Grazie al Presidente del Sosato, buonasera a tutti innanzitutto, grazie all'onorevole Decio Terrana, al Sindaco Vincenzo Maniglia, alle autorità civili e militari presenti, al pubblico presente che non lo darei per scontato perché non succede spesso che sta riempendo con grande entusiasmo questa sala seguendo i lavori della Fondazione Sciascia che io apprezzo da tantissimo tempo. E sto lavorando su tanti progetti, lo spettacolo Ombre che è stato scelto e ha preso tanti premi per la legalità, eccetera, continua a girare con la mia compagnia, è una cosa di cui faccio carico volentieri e poi sto preparando due cose importanti. Allora sarò a Venezia il 6 settembre per qualche giorno a presentare il cortometraggio Pindaro, girato interamente nella nostra provincia con attori della nostra provincia, dirigente provincia. Sì, bellissima, una cosa bellissima che valorizzerà un po' il percorso di Agrigento Capitale della Cultura. E dopo invece una cosa molto importante che voglio dire a tutti gli amici presenti, perché credo che ne saranno particolarmente felici visto che la fondazione è ricca di fotografie di questo personaggio straordinario che era molto amico di Leonardo Sciascia, che è Gesualdo Bufanino. Io sarò tra un mese Gesualdo Bufanino, lo interpreterò in un docufilm per Rai Cinema, per cui lavorerò per 3-4 settimane nella Sicilia dell'Est e questa è una cosa bellissima, mi fa molto piacere perché so che lui era una delle poche persone in grado di fare sorridere Leonardo Sciascia perché era esuberante e infatti mi sto preparando anche fisicamente, so che era molto magro, con quello non faccio fatica, per il resto sarà più difficile. No, veramente grazie, voglio dire solo una cosa,
purtroppo nella nostra disgraziata terra di Sicilia, cito Paolo Borsellino, il nostro lavoro non è considerato un lavoro. Qui ci sono le autorità presenti, anche della regione, e invece il nostro è un lavoro durissimo che facciamo a costo della nostra stessa vita, perché non ha nessuna certezza. Per cui non averla a 60 anni, anche le faccio io adesso, vi assicuro che non è una cosa facile. Siamo più o meno ricchi, più o meno famosi, è un problema che abbiamo tutti anche guardando le nuove generazioni, però la solidarietà è fondamentale, cioè il colonnello Stico, io sono d'accordo con lui, spesso si usa tanto questa parola senza neanche conoscere il significato. La solidarietà è qualcosa che dobbiamo avere nell'animo a prescindere, deve esistere a prescindere. E credo che il messaggio cristiano sia tutto, non c'è bisogno di studiare molte carte, basta studiare Gesù Cristo per sapere cos'è la solidarietà, basta conoscere la figura di Gesù Cristo per sapere cosa bisogna fare per vivere bene, perché non credo che si possa vivere bene quando si danneggia l'altro, e credo anche che in questo momento difficilissimo della vita, diciamo così, civile, perché non è solo la vita italiana, sia molto importante, accanto alla solidarietà, il valore dell'interlocuzione, del rapporto tra le parti, tra le varie parti della classe dirigente, della classe politica, di artisti, di intellettuali. Chi è l'intellettuale? L'intellettuale è quello che ti sa dare una risposta diversa, che ti spiazza. Tutto ciò, ed era chiaro che iniziamo tutti a ragionare lo Sciascia. Forse non c'è più Sciascia, non sapremo neanche se saremo in grado di riconoscerlo, come non saremo in grado forse di riconoscere neanche Gesù Cristo in questo periodo storico. Però è importante che la politica si relazioni con la cultura, con la parte con gli artisti, con gli intellettuali, con la cultura. Attraverso il contraddittorio che cresciamo noi e cresce la politica, perché fino a quando saremo tutti allineati e diremo tutti le stesse cose, rimarremo piccoli. Grazie. Grazie a te, adesso consegniamo il premio. Consegna all'onorevole Fabrizio Ferrara, Presidente Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'Assemblea Regionale Siciliana, e l'architetto Vincenzo Maniglia, Sindaco di Racalmuto al centro, e consegna il premio. Il Sindaco l'attestato, la pergamena, foto di rito, accompagnata dall'applauso del pubblico presente. E ci arriva l'applauso anche dall'Ucraina, perché già siamo in collegamento. Posso tornare meglio? No, scusami se ti ho avvicinato il microfono. Va bene, grazie a lei, complimenti, tutto. Possiamo raggiungere la poltrona perché abbiamo il collegamento. Grazie, questa è una cosa che potessi dire, grazie. Adesso recuperiamo tutto. Abbiamo sempre la possibilità. Io lo sapevo.
dell'inizio dell'aggressione militare da parte della Russia al popolo ucraino fino ai nostri giorni si è adoperato con coraggio, responsabilità, abnegazione ed elevato senso di solidarietà, di dare accoglienza a migliaia di profughi, donne e bambini provenienti dalle regioni bombardate continuamente dalle truppe russe, ai quali ha procurato adeguata sistemazione ed il necessario sostentamento. Un presidente che rappresenta degnamente e con coraggio una parte del popolo ucraino. Una missione esemplare di dedizione coraggiosa per la promozione socio-culturale dei suoi cittadini e alla cura della vita umana e alla solidarietà dimostrata durante il periodo del conflitto. Я зараз зачитаю мотив нагороди. Гідна людина, серйозний, здібний і фаховий політик, що обіймає посаду голови Львівської обласної адміністрації з 2020 року. З 24 лютого 2022 року, початок військової агресії в Росії, аж до сьогоднішнього дня з мужністю, відповідальністю, самозреченням і високим почуттям солідарності допомагає приймати тисячі біженців, жінок і дітей, які прибули з регіонів, що безперервно бомбили російські війська, надаючи гуманітарну допомогу. Представник влади, який гідно і з гордістю представляє український народ. За зразкову місію та прояв мужньої відданості своїм громадянам, піклування про людське життя і солідарність, виявлено під час конфлікту. Комісія. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановні солдати премії, високоповажне журі, дорогі лауреати. Cari egregi finanziatori del premio, stimata giuria, cari vincitori. Для мене велика честь перебувати в такому гідному товаристві лікарів, фінансистів, духовенства, акторів. Per me è un grande onore essere presente in compagnia così degna dei medici, dei finanzieri, del clero, degli attori. Мені дуже сумно, прошу вибачення за те, що не можу персонально бути присутнім. Mi rattrista il fatto che non posso stare personalmente con voi per ringraziarvi. Кожна людина в Україні вже понад 1,5 років повномасштабної війни скеровує усю свою любов та професіоналізм на те, що наша держава вистояла. Ogni persona in Ucraina già da 1 anno e mezzo sta spendendo le sue forze, la sua creatività e il suo valore per aiutare e sostenere chi soffre. Вистояла у страшній, кровопролитній і несправедливій війні, яку почала Росія. E tutto questo sforzo è per restare vivi in questa ingiusta guerra che è stata iniziata dalla Russia. Україна завжди була частиною Європи, і ми нею залишаємося. Storicamente Ucraina è sempre fa parte dell'Europa e noi così restiamo. Росія підло напала на нас і зараз вбиває дітей, старших людей, жінок. La Russia ci ha attaccato inaspettatamente e anche con tanta furbizia e in questo momento sta trucidando non solo tanti bambini e le persone anziane. Остання ракетна атака по Львівській області, де є Києвом, була 2 тижні тому, і Росія атакувала дитячий садочок. 2 settimane fa in centro di Leopoli è stata una di questi ultimi bombardamenti con i missili. È stato distrutto un asilo nido per i bambini. Скажіть, яку загрозу несли українські діти? Ci domandiamo che terrore o che minaccia possono rappresentare i bambini. Але наші області
примушеним домом для сотень тисяч переселенців. E in questo caso ci siamo diventati una casa per gli sfolati e per quelli sfolati e rifugiati. І ми просимо і залучаємо партнерів для того, щоб надати людям дах над головою, їжу та одяг. E noi prendiamo tutti gli sforzi per dare il tetto sopra la casa a chi necessita e chi si trova nel bisogno. Але, на жаль, не всіх своїх мешканців можемо утримати в Україні, і багато українців довелося виїхати, в тому числі і в Італію. Però anche noi qua in Ucraina non possiamo tenere tutti quanti le persone rifugiate e dare a tutti le case che necessitano. Per questo sono tante persone che ora sono in Europa e negli altri paesi. Особливо вдячність місту Кремлюта та його владі за те, що прийняли українців в перші місяці повномасштабної війни. Per questo ringraziamo l'Italia, ma soprattutto la città di Reclamuta perché è data tanto aiuto e tante case e sostegno alle persone sfolate. Ми знаємо і розуміємо проблему біженців в Італії. Noi comprendiamo le difficoltà che creano i rifugiati in Italia. Але хочу, щоб ви зрозуміли, наші люди їдуть за кордон не через бідність чи відсутність перспектив в Україні, а через те, що Росія чинить геноцид українського народу. Ma voglio sottolineare che la nostra gente che fugge adesso all'estero, in Italia e negli altri paesi, non fuggono per causa della povertà che sono trovati nella casa loro, ma per la minaccia che grava sopra la loro vita per la guerra che si iniziava dalla Russia. Українці не хочуть бути біженцями. Вони повернуться в рідну державу, але для цього потрібна підтримка світу та Італії, зокрема, щоб припинити цю несправедливу війну. Gli ucraini non vorrebbero essere i rifugiati o i profughi di guerra o restare in Europa. Appena sarà possibile torneranno sicuramente a casa e per questo ringraziamo di tutto l'aiuto dell'Italia e degli altri paesi che in questo stanno aiutando. Наша область стала одним із центрів, куди приїжджають і міжнародні дипломати, керівники держав, ухвалювати важливі рішення для України. La nostra regione, Leopoli, è diventata ora, a causa di guerre, perché siamo lontani dalla linea di guerra, il centro per varie iniziative diplomatici internazionali e i diplomatici che arrivano a Leopoli per firmare vari accordi. Ми також стали однією з областей, куди найчастіше приїжджає бізнес з лінії фронту. Ora anche Leopoli si può vantare come un'anche regione dove tante persone che tenevano un affare nelle regioni dove sta la guerra e ora arrivano a Leopoli per aprire i suoi affari, il suo business. За час війни у нас притулок знайшли більше 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Dall'inizio di guerra fino a questo tempo 600.000 persone dei sfolati hanno trovato la casa nella nostra regione. Але з іншої сторони більше 250 підприємств також релоковані в нашу область. E anche 250.000 dei diversi piccoli e medie impresari anche hanno trovato il modo di crescere. Ми відкриті і ведемо свою роботу прозоро, тому будемо дуже раді, якщо італійські інвестори побачать потенціал в Львівщині і захочуть створювати тут підприємства. Noi siamo aperti e la politica che portiamo avanti è quella di non nascondere niente, di essere trasparente e questo aiuta anche i nostri impresari, ma anche i vari finanziamenti che investitori che arrivano dagli altri paesi, ma anche dall'Italia per aiutare e sostenere. Дякую високоповажному журі за таку високу оцінку моєї роботи і присудження цієї премії.
Ringrazio di vero cuore ai nostri giuria di questa alta valutazione del mio lavoro che io svolgo, del mio ministero. Цю нагоду я присвячую всім жителям Львівщини, які згуртувалися і вже понад 500 днів роблять все, щоб люди мали дах над головою і мали можливість продовжувати життя. Ringraziandovi, voglio dedicare questo premio a tutti gli abitanti della regione di Leopoli che si sono mobilitati in questi già più di 500 giorni di guerra per garantire alle persone che arrivano, che si trasferiscono in questa regione, che per loro diventa una casa. Роблять все можливе, щоб підтримати наших воїнів на передовій. Personalmente e con il mio equipe facciamo tutto quanto per aiutare anche i nostri militari che ora lottano per difendere le nostre città. Роблять все, щоб економіка працювала. E faccio anche tutto possibile che l'economia della nostra regione funzioni e anche cresce. І вірять в перемогу, незважаючи на те, що майже кожна сім'я вже стикнулася з горем втрат та каліцтва. E ora, anche nonostante che ogni famiglia ha toccato qualche carestia di guerra, qualche lutto per i morti che ha portato alla guerra, noi crediamo nella vittoria. Величезне дякую за таку честь президентові журі та громадської діячеві, який активно допомагає гуманітарною допомогою Україні і налагодженням контактів між нашими державами. Величезне дякую дещо ветеранам. Voglio ringraziare di questo onore e dire il mio grazie al Presidente della giuria e anche al signor Decio Terrana che fa il tramite, il ponte tra il nostro paese, la mia regione e il vostro paese. Дякую президенту християнського робітничого руху Антоніо Ді Матео. Un sincero ringraziamento al Presidente del Movimento Operaio Cristiano Antonio Di Matteo. Величезне дякую президенту християнського профспілкового робітничого руху регіону Сицилія Джорджіо Д'Антоніо. Un grande anche grazie al Presidente del Movimento Sindacale Operaio Cristiano della Regione Sicilia, il signor Giorgio D'Antonio. Дякую величезне президенту християнського профспілкового руху Angento Enzo Sardo. Voglio anche ringraziare il Presidente del Movimento Sindacale Operaio Cristiano di Agrigento, signor Enzo Sardo. Дякую великому другу України, голові парламентської делегації Італії НАТО, доктору Лоренцо Чезаре. Voglio ringraziare un grande amico di Ucraina, il capo della delegazione parlamentare italiana presso la NATO, dottor Lorenzo Cena. Особливо подяка депутату, голові секретаріату парламенту Сицилії Серефіні Маркетті. Un grande anche ringraziamento e speciale grazie al deputato e capo della segreteria del Parlamento della Sicilia, signor Serafini Marchetti. Дякую величезне за допомогу Prosperity Ukraine та за те, що вони рекомендували мою кандидатуру до відзначення цієї важливої премії. Grazie alla Prosperity Ukraine perché loro hanno raccomandato la mia nonna questo riconoscimento. Завжди буду пам'ятати, хто наш справжній друг і хто нас підтримує на шляху до перемоги. Non scorderemo mai e sempre ci ricorderemo dei nostri veri amici in questo duro cammino che ora svolgiamo nella storia verso la vittoria. Дякую вам величезне і вітаю всіх лауреатів цьогорічної премії. Un grazie sincero a tutti voi e un saluto a tutti che hanno ricevuto in questo anno il premio. Grazie al governatore Massimo Cozzeschi. Grazie. In realtà questo applauso io avevo preparato qualche domanda che è assolutamente superflua perché già lui ci ha prospettato questo quadro così drammatico della situazione in Ucraina a seguito
di questo conflitto con la Russia, e quindi ogni domanda è superata perché già lui ha fatto un discorso abbastanza ampio. Mi preme soltanto sottolineare, perché ho saputo dal professore Danilo Ticanco che il governatore è impegnato in prima linea per la costruzione di un ospedale, perché a lui sta a cuore la salute di tutti i cittadini, ma naturalmente di questi bambini, di tanti bambini che sono in attesa di fare le protesi. Quindi grazie per questo suo impegno in prima linea. Grazie. Questo lo traduci tu o l'interprete? Presidente dell'Assemblea può dare un saluto? Certo. Non vogliamo che chiuda. No, non chiudiamo. Пане губернаторе, велика подяка теж за вашу активну діяльність щодо реконструкції лікарень саме для дітей, на що ми теж долучимося і будемо підтримувати ваші ініціативи тут як громада сицилійська і громада італійська. Дякую величезне за підтримку. Я завжди радий вас буду бачити на Львівщині. Grazie per il vostro supporto e io spero vedervi tutti in nostra provincia di Lopoli. Adesso facciamo la consegna del premio con l'onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale, e l'onorevole Serafina Marchetta. Naturalmente ritira il premio il nostro professore Danilo Ticanco, incaricato dal presidente. Microfono. Attenzione. Mettiamoci al centro così possiamo fare la consegna ufficiale e anche la foto di rito in questo momento così di commozione generale che ci ha investiti tutti quanti. Questo va a tutti gli ucraini e naturalmente in rappresentanza al governatore. Presidente, faccio questo passaggio perché so che anche lei voleva porgere un saluto al governatore. Intanto no, non lo posso tenere, grazie. Intanto buonasera a tutti, permettetemi di salutare il sindaco, Sua Eccellenza il prefetto, tutte le autorità civili, politiche, militari, religiose, un collega qui presente in sala. Il mio sarà un intervento di 90 secondi, quindi già vi rassereno così. La mia presenza qui è fortemente voluta anche per la persona a cui noi consegniamo oggi, grazie all'amico Decio Terrana, mi ha voluto dare questo onore di voler consegnare simbolicamente questo premio per una problematica che noi magari non sentiamo. Ognuno di noi ha fatto la propria estate, non pensando che magari proprio in queste giornate ci sono due nazioni che stanno lottando, l'Ucraina che sta subendo una guerra, permettetemi di dire, non esistono guerre giuste, ma questa è veramente ingiusta, e quindi noi vogliamo essere assolutamente vicini, seppur simbolicamente, a questa nazione, a questo paese, e lo vorremmo fare con un grande sostegno. Quindi grazie a Decio per avermi invitato, tra l'altro grazie per le belle parole che hai speso nei confronti di mio padre. La mia presenza qui testimonia non soltanto per quanto concerne il tipo di premio, ma anche perché vogliamo dare l'impressione che la presidenza dell'Assemblea regionale siciliana non sia circoscritta alla provincia di Catania, ma a tutta la regione. Quindi con grandissimo sforzo proviamo a essere presenti in tutte le province, anzi mi scuso se subito dopo andremo via, ma abbiamo anche da andare a Palermo e quindi ci ritroveremo tutti quanti lì. Quindi un pensiero agli amici dell'Ucraina, un pensiero a tutti voi e grazie per l'invito. Grazie a lei Presidente, grazie onorevole, grazie professore. Salutiamo ancora con un applauso il governatore di Leopoli. Anche il nostro saluto. Troppo prudente, grazie. Grazie ai tecnici che ci hanno garantito questo collegamento, grazie a tutti, possiamo riprendere con le nostre premiazioni. In realtà adesso abbiamo una
raggiunge. Eccolo. Buonasera, ben trovato. Diamo lettura della motivazione. Per il suo impegno dedicato e svolto, quotidianamente con coraggio e consapevolezza, e per la sua immensa sensibilità e solidarietà dimostrata nei confronti del martoriato popolo ucraino, al quale ha voluto dimostrare la vicinanza del popolo siciliano. Grazie, effettivamente ben si colloca in questo momento dopo il collegamento con l'Ucraina. In realtà, prima di consegnarle il premio, abbiamo anche un contributo video, quindi se la regia è pronta possiamo mandare Ismaele Laverdera. Guardiamo. In questo paese sotto attacco iniziano a scarseggiare i beni di prima necessità, mancano soprattutto cibo, vestiti e materiale sanitario, e così tutta l'Europa si sta mobilitando in un'enorme gara di solidarietà. E allora anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo voluto fare qualcosa, un'idea semplice, simbolica, portare un pullman pieno di provviste al confine tra Romania e Ucraina e tornare indietro con donne e bambini per metterle in sangue in Italia. Oh, però la cosa ci è sfuggita leggermente di mano. Tutto inizio con questo messaggio che ho inviato ad un amico che ha una società di pullman e ha già collaborato con noi. Ciao Andrea, avrei la necessità di sentirti, posso chiamarti? Immagino che sia per partire con un bus e riportare persone in Italia. Non c'è stato nemmeno bisogno di spiegare il progetto, che Andrea aveva già capito. E immaginavo che potevano essere problemi, noi siamo a disposizione. Il pullman trovato, ora non rimane che fare scorta dei beni necessari. E allora faccio un appello sui social. La generosità degli italiani non si fa attendere. Centinaia di messaggi, persone da tutta Italia si offrono di portarmi quello che hanno. Allora se siete in queste città e vi mostro qua sotto, scrivetemi, abbiamo bisogno di voi. Mi contatta l'associazione ucraina di Bergamo. Loro hanno un magazzino pieno di cose da spedire, ma non hanno frigo. E allora, visto che sono proprio a Bergamo, mi viene in mente di tornare a chiedere aiuto agli amici di Italtrans. C'ho una missione un po' folle da affidare a vostra. Un'azienda di spedizione e logistica che già 2 anni fa ci aveva aiutato a portare un tir di computer dalla Lombardia fino a Palermo per i bambini siciliani che dovevano seguire le lezioni da casa. Un'altra missione impossibile, a distanza di 2 anni. Abbiamo bisogno di un furgoncino. Perfetto, abbiamo anche il furgoncino per caricare merce. Nel frattempo continuano ad arrivarmi decine di messaggi. Ho una borsa di vestiti caldi, omogenizzate, pastine, giucci, pannolini possono servire. Cioè, non ho molto da donare, ma sono soldi e posso darti le pile per le protesi. Piccole cose. Ma la macchina della solidarietà ormai è esplosa e forse non solo furgoncino non basta più. Vendiamo dei camion noi, abbiamo anche autisti ucraini che si sono dati disponibili. Vuoi dire un quarto di aver trovato dei tir per arrivare lì? Bergamaschi. E allora muoviamoci e diamoci da fare. Lui è uno degli autisti che verrà in Ucraina con voi. Voglio andare lì perché c'è i genitori. Sono milizionato un po'. In questo momento quanti tir abbiamo raccolto? Quasi 2, puntiamo al terzo. Abbiamo chiesto aiuto ai nostri clienti e stanno aderendo in modo molto generoso. Incredibile la solidarietà dei bergamaschi. Sono tutte robe a lunga conservazione. Il problema ora è dove mettere tutta questa roba una volta arrivati là. È la cosa preoccupante
se ti richiediamo la notizia più incredibile. Stiamo completando il terzo camion. Il terzo? Sì. Sono emozionata. 3 di questi? 3 così, tutti pieni. Adesso arriva anche Bondwell, S. Lunga, Laila e Pata. E allora lasciamo gli amici di Bergamo a caricare gli immensi tiri. Con loro ci rivedremo domani sera a Padova. No, dobbiamo scendere fino ad Ascoli Piceno a prendere possesso delle pullman che riporterà in Italia tante donne e bambini durante il viaggio. Una serie infinita di telefonate, tutte con delle bellissime notizie. Hai attivato una gara, una vera gara di solidarietà nazionale. Complimenti. Dal primo furgoncino che tu avevi nella testa sono diventati diversi tir di beni, di aiuti reali, concreti direttamente al popolo dell'Ucraina. Sì, intanto grazie a voi per l'invito, grazie calorosamente, un affettuoso saluto alle autorità presenti e grazie a Ronaldo Veterana per questo invito. Diciamo che questa è stata la prima missione umanitaria ufficiale, perché ancora l'Italia non era organizzata, la Croce Rossa stava per partire, noi abbiamo utilizzato la forza mediatica della televisione per portare ben 6 tir pieni di materiale donati da tutta Italia, oltre 30.000 euro di farmaci donati dalle aziende farmaceutiche, ma soprattutto abbiamo portato in Italia 300 donne con bambini, perché la particolarità è che chi partiva dall'Ucraina, sono andato 2 volte in Ucraina e siamo stati tra le prime truppe televisive a arrivare quando ancora il conflitto era fortissimo, quindi ci tenevo anch'io a salutare e ringraziare il governatore di Leopoli, dove veramente ancora i bombardamenti erano all'ordine del giorno. Siamo arrivati lì nei primi mesi di conflitti e le donne non potevano ovviamente portare con sé i mariti, perché i mariti erano precettati per combattere. Abbiamo portato in Italia, in giro per l'Italia, queste donne e bambini che sono stati ospitati da ogni parte d'Italia, persino a Catania, a Palermo, e questo fa bene al cuore, perché al di là di tutto significa che la nostra regione, la nostra terra è veramente una terra di grande amore, di grande affetto, e quindi rivedere queste immagini, ricordare quel momento così importante fa bene al cuore, e condividere questo momento con voi fa altrettanto bene al cuore, quindi grazie di cuore. Veramente un bellissimo esempio di solidarietà nazionale, ma addirittura più ampio, direi, perché sei arrivato addirittura in Ucraina, ma con altre attività o iniziative simili a queste. Quindi il premio ci sta tutto, adesso noi te lo conferiamo. Consegna l'onorevole Decio Terrana, componente esecutivo nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori. Eccolo, per la menzione speciale. È la foto di rito per mostrare questo momento. Eccolo qua, con il nostro applauso. L'onorevole Ismaele Guardera, grazie. Scusate, volevo aggiungere una cosa, il video era molto più lungo. Se vedevate quando sono arrivati, dove siamo stati costretti a ridurlo, se vedevate era straziante, quando quei bambini sull'autobus si trovavano qua e tutti che piangevano quando le hanno messe sull'autobus, però siamo stati costretti a ridurlo a Ismaele, quindi però abbiamo dato il senso del tuo grande cuore. Complimenti e arriva sempre. Allora, proseguiamo con il nostro premio. Dal momento che abbiamo utilizzato sì, io direi proprio di partire dall'inizio, da quello che prevedeva inizialmente la scaletta. Premio Nazionale Solidaritas 2023, Monsignor Cataldo Naro, conferito al Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dicevo, dal momento che abbiamo utilizzato in questo momento i contributi video, io direi di proseguire in questa scia, così avere almeno il supporto tecnologico, poi lo lasciamo. Quindi facciamo un applauso ancora a questo conferimento al Cardinale Matteo Maria Zuppi. Per lui che non è presente abbiamo un contributo video.
Io mi devo scusare con tutti quanti gli amici dell'NCL di Calmuto, la Fondazione Leonardo Sciascia, che non posso essere presente. Mi dispiace moltissimo, il Presidente dell'NCL ha insistito, quindi vuole bene, anch'io so quanto siete bravi e proprio non ce la posso fare, mi dispiace molto, perché tra l'altro un premio che è dedicato a Don Catandonaro è un motivo di grandissima soddisfazione, perché Catandonaro è stato uno dei pensatori, dei teologi più fini, più intelligenti, ma soprattutto è stato un grande pastore, uno che ha saputo leggere i segni dei tempi e con tanta attenzione evangelica comunicare la presenza del Signore. Per questo mi devo scusare. Il premio Solidaritas è importante perché ritengo un'attività normale dell'NCL, una quotidiana, feriale, i premi possono aiutarci a raccogliere l'esperienza quotidiana e a di nuovo incentivare l'esperienza ordinaria. E la solidarietà è fondamentale. Viviamo in un momento al contrario di tanto individualismo in cui la tentazione di salvarsi da soli è ancora più forte, perché ci sembra l'unica via di fronte alle tante difficoltà. Invece non c'è semplice se non insieme. E la solidarietà è proprio la maniera pratica di aiutarsi. La prima solidarietà è quella del buon samaritano, e dalla compassione e cercare delle risposte sapendo che lui ha bisogno di me, ma io ho anche bisogno di lui. Questa è la solidarietà. La solidarietà è sempre circolare, nella solidarietà si confonde chi aiuta e chi è aiutato. Sappiamo quanto sappiamo nel mondo più vero dello scopo, perché mi fa bene la solidarietà, oltre che fa bene perché trova delle risposte puntuali, intelligenti, che guardano al futuro, che permettono il futuro. Quindi tanta solidarietà, il Vangelo, l'amore evangelico mette in moto tanta solidarietà che è per tutti. C'è qualcuno che ne fa anche degli slogan, il Vangelo è per tutti, non guarda, non chiede l'appartenenza, non guarda le storie, guarda la sofferenza, guarda la necessità, e la solidarietà è il modo con cui io spezzo il pane, do da mangiare e ricevo in cambio prossimo. Quindi grazie, spero in futuro di potervi venire a trovare e buona attività ordinaria. Continuate con l'impegno dell'MCL per le tante sfide a cui il movimento voi avete cercato l'anniversario per guardare al futuro e non soltanto per vedere la storia da cui veniamo, ma per scaricare tanto lavoro buono
pensiero. Abbiamo conferito il premio al cardinale Matteo Zuppi, uomo di pace. Invito a ciascuno di voi, nelle modalità che ritiene opportuno, di accompagnare il cardinale in questa missione alla quale è stato chiamato da Papa Francesco. Grazie ancora Presidente. Adesso proseguiamo con il premio nazionale Solidaritas, andremo anche un po' più rapidi. 2023 Monsignor Cataldonaro, conferito a Francesco Caruso, direttore clinico Breast Center Humanitas dell'Istituto Clinico Humanitas di Catania. Buonasera, bentrovato. Diamo lettura della motivazione, nel frattempo ci procuriamo pure un microfono. Uomo raffinato, garbato e serio, medico colto, dotato di elevata professionalità e di profonda umanità. Ha effettuato centinaia di interventi chirurgici con risultati brillanti. Dal 2021 è stato nominato presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi, unica realtà chirurgica presente all'interno di Senol Network Italia Onlus, la rete dei centri italiani di senologia, attiva dal 2005, con l'obiettivo di riunire i chirurghi italiani dedicati alla senologia. In relazione a tale incarico, il professore Caruso ha dichiarato: l'ho accettata con orgoglio e felicità, non solo personale, ma anche per la struttura nella quale lavoro e che rappresenta da diversi anni un punto di riferimento sia per le pazienti oncologiche, sia per le patologie neurologiche ed ortopediche, in ragione del nuovo Orto Neuro Center presente all'interno di Humanitas, Istituto Clinico Catanese. Una missione esemplare di assoluta dedizione alla scienza e alla cura della vita umana, manifestata con elevata consapevolezza e solidarietà. Regionale siciliana e dei Cetellano, componente esecutivo nazionale della MCN, che ci raggiungono adesso. Da questo momento in poi un po' più di attenzione con il premio. Mi permetto questa battuta per lei, ma in realtà la cosa che volevo dirle, grazie per tutto l'impegno professionale scientifico che mette nel suo lavoro, ma sicuramente un aspetto anche umanitario e naturalmente di solidarietà. Vediamo se arriva il microfono, altrimenti utilizziamo il microfono. Sì, io ringrazio, tanto saluto, buonasera a tutti, ringrazio tutte le autorità, naturalmente la giuria che ha voluto conferirmi questo premio così prestigioso. Io posso dirvi che tutti i lavori sono belli, i lavori se si fanno con impegno, con dedizione, con professionalità, sono ammirevoli. Il lavoro del medico, se il medico ci crede, e soprattutto per chi, come quella che è stata la mia scelta 40 anni fa, di combattere contro il tumore, è un lavoro altrettanto diverso, perché al di là di tutto quello che dicevo prima, in cui si crede, c'è anche l'aspetto umano. Quando vengono i miei giovani specializzandi che si approcciano alla nostra struttura per iniziare, io dico sempre loro: mio caro, mia cara, sappi che il medico vuole trattare la sua, in una certa maniera, la sua attività, deve puntare soprattutto su due aspetti: l'aspetto professionale che non può mancare, ma l'aspetto umano altrettanto importante, l'aspetto della solidarietà. Andando a letto, e qui non è una piaggeria, lo dico nei confronti dei miei pazienti, ci sono alcune volte che mi porto a casa, qui c'è mia moglie con me, lo sa, al quale viene il mio ringraziamento, perché alcune volte porto a casa la sera determinati problemi. Sì, allora dovremmo ogni tanto
tanto staccarci per far meglio i professionisti, però non ci riusciamo, almeno chi lo fa con cuore. Permettetemi di dire, quando abbracciai questa attività tanti anni fa, fu così, chi lo fa col cuore purtroppo qualcosa lo porta a casa, però è un momento di crescita, perché siamo lieti nel condividere con i nostri pazienti i momenti gioiosi, però ci portiamo anche nei momenti più tristi, portiamo loro la parola un po' più di supporto affinché possano superare al meglio quello che è il momento delicato, che potrebbe essere anche quello del trapasso. Per cui io ringrazio per questo premio, perché significa tanto il coronamento di sforzi e di impegno di tutta una vita. Grazie. Facciamo la consegna del premio, naturalmente ringraziamo Ferrara che è qui al nostro Gardagno, immortaliamo questo momento. È il modo più sicuro di consegnare il premio, eccolo, l'abbiamo capito a metà serata. Ancora
grazie a Sopranna Chie Nomuto. Adesso abbiamo la consegna di un riconoscimento particolare che si stacca un attimo dal premio regolare, quello di Solidaritas. Adesso capirete perché. Io cercherò di raccontare questa storia. Era il giugno del 2018, domenica di San Calogero, nella vicina Naro, in provincia di Agrigento. La famiglia Rizzo di Racalmuto decide di fare questa passeggiata a Naro, questa visita al santuario di San Calogero che in quel momento si stava festeggiando in tutte le sue forme a Naro. Se non che durante la preparazione per uscire di casa, la bambina, allora di 4 anni, decide che ha fame. Allora i genitori dicono: adesso che andiamo alla festa di San Calogero mangeremo qualcosa, ma lei insiste: Carola ha fame, e ha fame di pastina. Ed è giusto, perché una bambina a 4 anni chiede le sue cose ed evidentemente quella pastina in quel momento la desiderava tanto. Allora la mamma che fa, come una mamma premurosa, mette la pentola a bollire e tra i preparativi la bambina, in un attimo di distrazione, si rovescia questa pentola di acqua rovente addosso. Potete capire il dramma della famiglia, la corsa all'ospedale, le ferite alle gambe, ferite profonde. Dall'ospedale di Agrigento San Giovanni avviene il trasferimento al Policlinico Centro Ostioni a Palermo, appunto. Iniziano immediate le cure, i medici si attivano immediatamente a favore di questa bambina piccola. Ovviamente seguono queste cure e le indagini. Un giorno, ovviamente la famiglia segue da vicino questa vicenda, la mamma in ospedale con la piccola, e il papà non si stacca un attimo dal parcheggio dell'ospedale. Tanto è vero, raccontiamo anche una nota per farci sorridere in questo momento così drammatico del racconto, che viene avvicinato dai poliziotti perché era un soggetto sospetto che sempre era lì nel parcheggio. In realtà lui spiega la situazione e si attiva anche una gara di solidarietà, chi gli porta il caffè, chi gli dà una parola di supporto, di sostegno, di incoraggiamento. Un giorno all'ospedale viene in visita una suora, Suor Jacqueline, chiede della storia della bambina, parla con la madre, fa una chiacchierata e si fa raccontare la storia. Chiede di prendere in braccio la bambina, la accarezza, le parla, si fa raccontare ancora la storia dalla mamma durante una lunga passeggiata, se ne va. Continuano le cure e i medici parlavano di fare degli interventi di chirurgia plastica, tanto erano profonde queste ferite. Ancora i bandaggi, le cure. Dopo circa 20 giorni, 30, torna Suor Jacqueline a visitare la bambina, si ricorda, li va a salutare, chiede alla mamma come stesse andando e soprattutto le dice: non ti preoccupare. Altre parole di incoraggiamento, altre carezze nei confronti di questa bambina. Un giorno, inaspettatamente, il nostro ospite della serata, poi mi dirai se hanno raccontato la storia più vicina alla realtà possibile e con le parole giuste, mi auguro. Un giorno arriva al nostro ospite una telefonata tanto attesa. La moglie dice: corri, corri, i medici ci vogliono parlare, perché togliendo i bandaggi per fare altre cure, quelle ferite non c'erano più, erano completamente risanate. Allora Calogero, che è il nostro ospite, assieme alla sua famiglia, spinti dalla fede e dall'amore, hanno fatto un ragionamento. Era la domenica di San Calogero, volevano andare al santuario a visitare questo santo nero. C'è questa figura di questa Suor Jacqueline, anche lei
Allora hanno trovato che ci fosse un collegamento in tutto questo. I medici dicono una cosa, i medici dicono non è opera nostra. Lei si chiama Carol, adesso ha 9 anni ed è qui per ricevere l'applauso del pubblico della Fondazione Sciascia. Io sono Sandra. Lui è il papà, Calogero Rizzo, il nostro, diciamo, premiato tu, la tua famiglia, la vostra forza, la vostra fede e tutto quello che vi ha spinto a tenere duro e a credere che tutto si potesse risolvere per il meglio. Adesso arriva anche la consegna di questo riconoscimento. I medici dicono non è opera nostra. Il signor Rizzo si è attivato in lungo e in largo alla ricerca di Suor Jacqueline, non si trova più. Era una figura bassa, un po' rotonda e di colore, quindi lui ha trovato questo stretto collegamento col santo nero, San Calogero, il santo che sta andando a trovare a Naro, quindi ha voluto fortemente che a Racalmuto si festeggiasse San Calogero per ringraziarlo di questa miracolosa guarigione e grazie a tutti i livelli ecclesiastici ma anche civili diciamo anche della cittadinanza di Racalmuto che si è attivata, finalmente questi festeggiamenti proprio qualche settimana fa si sono svolti, quindi io direi di fare un applauso a Calogero Rizzo, ma soprattutto un applauso a Carol. Adesso che scuola farai? A che cosa ti prepari? Dove andrai a scuola? Quarta elementare. Ah, brava, stai crescendo. E sei contenta di tornare a scuola? Sì. Sì, dai, vai a trovare tutte le tue amichette, potete fare tante attività e farete tante cose belle insieme. Sei bellissima, mi piace questo abitino. Grazie. Chi l'ha scelto? Brava, l'ha scelto lei. Adesso facciamo questa consegna a Calogero. Allora, io intanto vorrei ringraziarvi per l'invito, ringrazio tutti i presenti, la mia bella Racalmuto che mi è stata vicino dall'inizio fino ad oggi. Grazie, signor Sindaco. Che mi ha dato un contributo per aiutarmi nei festeggiamenti di San Calogero di 4.200 euro. Quindi è stata ben voluta da Racalmutese e da tutta l'amministrazione. Io mi auguro che da quest'anno diventi anche una tradizione, signor Sindaco, perché non possiamo... Ci sono stati 2 miracoli. Il primo l'avete capito. Il secondo, che a Racalmuto non si è mai celebrata la festa di San Calogero. E per la caparbietà di Calogero Rizzo, questo è un premio profondamente di ispirazione cristiana. Vedete che bella foto abbiamo trovato di Monsignor Cataldo Naro. E io credo nei fatti che non sono terreni fisici e credo che Monsignor Cataldo Naro ci assiste dall'alto, ma io voglio che facciate un applauso a Massimo Naro, che è il fratello di Cataldo, un grande teologo che è qui per noi. E vi volevo sottoporre le gambe della bambina che sono perfettamente uguali e identiche, quindi questa volta, cara Nicoletta, avrò il piacere di leggerla io la motivazione. Riconoscimento particolare a Calogero Rizzo per aver creduto nella scienza medica e nella grazia divina. Buona continuazione.
rapidi. Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro conferito a Nicolina Letizia Cino, medico del pronto soccorso ospedale di Agrigento. Buonasera, bentrovata. Diamo lettura della motivazione. Garbata e raffinata, dottoressa colta, dotata di immensa pazienza, di elevata professionalità e di profonda umanità. Svolge la sua attività professionale al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con la massima scrupolosità e la giusta attenzione, riuscendo ad eseguire numerosi interventi con la massima gentilezza e la dovuta attenzione. Sempre pronta a consultarsi con medici dei diversi reparti per eseguire al meglio i suoi delicati interventi. La chiamano il medico dei poveri perché è sempre pronta ad aiutare tutti i pazienti, compresi quelli che sembrano meno coraggiosi e più preoccupati, e tutti quelli che si trovano in grande difficoltà. Una missione esemplare di assoluta dedizione alla scienza e alla cura della vita umana, manifestata con elevata umanità e solidarietà. Grazie dottoressa, complimenti per il lavoro che svolge in questo reparto di primo accesso che è anche quello più complicato. Volevo ringraziare tutti, il Presidente e la giuria per avermi dato questo onore. Io non sono molto brava a parlare, sono abituata soltanto a lavorare, a cercare di fare bene il mio lavoro. Ma una cosa la voglio dire. Voglio condividere questo momento, questo premio, e voglio dedicarlo ai miei colleghi del pronto soccorso che da circa 20 anni lavorano con me con dedizione e fatica in un posto molto difficile e bistrattato come quello del pronto soccorso. Io credo che anche questa sia solidarietà. E vorrei dire anche che questo premio spero che possa essere di buon auspicio, perché le nuove leve, i nuovi medici si innamorino di questo lavoro, dell'emergenza, che certamente non è un lavoro facile, ma sicuramente è pieno di umanità e di grandi soddisfazioni sia professionali che umane. Spero che sia veramente per la sanità e soprattutto per l'area di emergenza e del pronto soccorso. Come dicono le recenti storie, vicine a noi. Consegna il premio Antonio Di Matteo, presidente nazionale della MCL, il dottor Angelo Territo, specialista in urologia e chirurgo dei trapianti di rene. Ecco la consegna del premio. Al centro per la foto di rito, immortaliamo anche questo momento. Complimenti ancora alla dottoressa Nicolina Letizia Cino. Grazie a tutti quanti. Proseguiamo. Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro conferito a Giuseppe Di Forti, presidente Banca Sicana ex Cassa Rurale di Calta Nissetta. Eccola. Buonasera. Leggiamo la motivazione. Uomo garbato, gentile e cortese, consulente bravo e scrupoloso, presidente attento e responsabile di una banca di credito cooperativo ex Cassa Rurale, le cui caratteristiche erano e sono anche oggi quelle di dare fiducia agli operatori economici del proprio territorio, basandosi sulla loro serietà, onestà e laboriosità. Una banca a sostegno delle famiglie e non del capitale, che affonda le origini del pensiero e nel programma voluto e promosso dalla dottrina sociale
della società. Io sono onorato di essere qui stasera sia per il livello e il prestigio del premio che mi viene conferito, anche devo dire per il prestigio dei premiati, e quindi da questo punto di vista mi ritengo anche meritevolmente presente, ma soprattutto anche per la figura alla quale è intestato il premio, che è Monsignor Cataldonaro, mio concittadino. Mi onoro di essere stato suo concittadino, sono di San Cataldo. Tra l'altro c'è qua il fratello Don Bassimonardo che saluto, e anzi dico magari una cosa che non ho mai detto, non ho mai rilevato. Io ho conosciuto questa figura straordinaria 40 anni fa, quindi in tempi non sospetti, quando già 40 anni fa lui aveva organizzato e avviato il centro studi Arcangelo Cammarata a San Cataldo. E io ero 17enne, ancora nemmeno diplomato, ma ero quel ragioniere, quel ragazzino che faceva i bilanci alla fine dell'anno, lo aiutava a fare il bilancio del centro studi. Questa cosa non l'ho mai detta per 40 anni, la dico adesso pubblicamente. Io ringrazio di questo premio, che ovviamente premia la mia figura, ma soprattutto la banca che rappresento. È stata un po' citata nella motivazione, che è Sicilbanca, ex Cassa Rurale ed Artigiana, come è stato scritto. Ci tengo a sottolineare la differenza di queste banche con il sistema bancario ordinario, perché sì, perché nell'immaginario collettivo il sistema bancario è monolitico, e quindi le banche, con tutte le questioni che sappiamo, particolarmente accese peraltro in questo momento, in questo periodo, per via dell'aumento dei tassi eccetera, ma all'interno del sistema bancario italiano c'è un sottoinsieme che appunto sono le banche di credito cooperativo, ex casse rurali e artigiane, che non hanno fini di lucro. Quindi è un sistema di banche che appunto come forma giuridica la cooperativa, che non distribuiscono dividendi e che esercitano l'attività bancaria in maniera strumentale, non con la finalità di accumulare capitale o lucrare o dividere o comunque distribuire guadagni, ma quello di realizzare valore da distribuire e da far ricadere ai territori che seguiamo. Quindi come correttamente ha ricordato Sua Eccellenza il Prefetto Dottor Romano in apertura, mentre i comuni per via dell'articolo 13 del testo unico degli enti locali sono obbligati a fare la solidarietà, le banche di credito cooperativo l'hanno scelta per scelta di vita, ce l'hanno scritto nel loro statuto tutte le banche di credito cooperativo di estrazione proprio cristiana, come è stato detto, e quindi tutto il valore che noi creiamo lo riversiamo sulle comunità che serviamo. In questo caso Sicilbanca è una delle 3 banche di credito cooperativo in Sicilia del gruppo Cassa Centrale, è una delle 12 che sono sopravvissuti a una selezione molto molto forte e determinata dall'altra parte del mondo sostanzialmente. Perché qua mi rifaccio alle parole del professore Enzo Sardo, che voglio anche ringraziare perché ritengo sia stato anche il promotore della mia figura di questo premio, quando diceva gli angeli. Ora chiaramente non mi sento un angelo e non sono un angelo, sono un uomo di servizio che ha avuto la fortuna di governare una banca di credito cooperativo di servizio per il territorio, e però la parola angeli ci sta in contrapposizione con quella dei diavoli. Noi abbiamo appena concluso un ciclo di conferenze anche in campo universitario che abbiamo proprio titolato I diavoli della finanza. Oggi c'è un capitalismo e c'è un fronte del male che avanza, che ci avvolge, però fortunatamente c'è anche una rete di solidarietà, una rete del bene che deve resistere. Noi facciamo parte di questa rete, vogliamo essere attori e protagonisti di questa rete, e quindi questo è il messaggio e la riflessione che io mi sento stasera di dare a tutti voi e in particolare alla politica. Vedo qua gli illustri rappresentanti della politica regionale, quindi il presidente dell'assemblea, ma anche gli onorevoli deputati, il sindaco di Raccalmuto, peraltro anche presidente della fondazione, che saluto anche lui. Ringrazio la politica, che cosa dico? Guardate queste banche con occhio di favore, perché queste sono banche di comunità strettamente legate al territorio e possono fare
quelli che ci raggiungono. Prendiamo il premio. Ufficiale e la foto di rito per il premio conferito a Giuseppe Di Folti. Grazie, grazie ancora anche a voi. Grazie, attenzione al premio. Proseguiamo con il Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldo conferito a Francesca Di Gaudio, docente dell'Università Unipan, referente per il Sud Italia del Sistema Nazionale Allerta Precoce. Buonasera, bentrovata. In questo momento diamo lettura della motivazione. Donna colta e raffinata, docente della Scuola di Medicina dell'Università di Palermo, ha progettato e dirige il Centro Controllo Qualità e Rischio Chimico dell'ospedale Villa Sofia Cervello, eccellenza siciliana e centro di riferimento regionale per indagini chimico-cliniche e tossicologiche in spettrometria di massa. È stata direttore tecnico chimico della Polizia Scientifica, direttore tecnico sanitario del laboratorio antidoping del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, responsabile tecnico scientifico di protocolli d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, membro dell'Associazione Internazionale dei Tossicologi Forensi, consulente di procure e ausiliario di polizia giudiziaria. Supporta la rete antiviolenza ed ha istituito la reperibilità H24 per il dosaggio in emergenza-urgenza delle sostanze tossiche. Ha relazionato a innumerevoli congressi sulle droghe a favore della salute degli adolescenti. Per il suo impegno è stata selezionata dal Dipartimento delle Politiche Antidroga come referente per il Sud Italia del sistema allerta precoce nella lotta alle nuove sostanze psicoattive. Una missione esemplare di assoluta dedizione alla scienza, alla formazione e alla cura della vita umana, manifestata con coraggio ed elevata solidarietà. Applauso alla professoressa Francesca Di Gaudio. Professoressa, ma che cosa succede ai nostri giovani? In che direzione vanno? È difficile dire quello che succede ai nostri giovani. Non hanno più valori, non hanno più famiglia. È una società che è centrata sull'individualismo, sul potere, una ingordigia di potere, di immagini, vivono di immagini. Quindi noi dobbiamo tanto aiutarli. Mi è piaciuta tantissimo questa manifestazione, solidarietà e cuore aperto e attenzione verso gli altri. Ricevere oggi un premio dal Movimento dei Cattolici Lavoratori, ebbene, mi fa tornare indietro, mi emoziona molto. Io sono una fanciulla che viene da una borgata marinara, non degna neanche di cuna, una borgata, dove vivevamo con le porte aperte. Mia madre accoglieva chiunque passasse, non c'era l'autostrada, e io vengo da Finale di Pollina, quindi Palermo-Messina, non c'era l'autostrada e tutti si fermavano a trovare accoglienza e mia madre accoglieva tutti e io sono rimasta tal quale. Il mio cuore è aperto e sono sì cattolica e anche lavoratrice, ma spesso questo è stato un grande difetto. Sono stata accusata tante volte di essere schiava del mio lavoro, dice, ma quella è malata di lavoro. E io non sono malata di lavoro, perché invece ho guadagnato tanto, ho sacrificato, certo, forse la mia famiglia, quella che tradizionalmente si sente famiglia, ma ne ho costruito un'altra, che è quella del CQRC dei miei ragazzi,
questo premio alla mia famiglia, ma anche alla mia famiglia lavorativa, e mi hanno colpito altre due parole, angeli. Ci sono tante persone che meriterebbero un premio di solidarietà oggi, ma perché questa società è fatta di diavoli della finanza, parlava il collega poco fa, ma tantissimi, soprattutto nel pubblico, inibitori di sviluppo. Per cui io vi faccio, e questo premio lo dedico a voi, perché voi avete dimostrato prima di me di avere attenzione verso gli altri. Quindi il premio va a chi pensa, a chi ha avuto il pensiero e ha dedicato energia per dedicare un premio agli altri. Voi siete la migliore, la più grande dimostrazione di solidarietà. Grazie. Ora facciamo la consegna del premio con l'onorevole Serafina Marchetta, deputato del segretario dell'Assemblea regionale siciliana, e Maria Concetta De Marco, scrittrice e giurata del premio anche. Eccola che ci raggiunge, mettiamoci al centro così facciamo la consegna ufficiale del premio. Ben trovata. Grazie al fotografo, grazie a lei ancora, professoressa Di Gaudio. Proseguiamo, premio nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro, conferito a Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale Azione Cattolica Italiana. Buonasera, benvenuto, mi raggiunga adesso anche il microfono. Buonasera. E nel frattempo diamo lettura della motivazione. Uomo cortese, docente colto e sensibile, insegna statistica e statistica economica presso la LUMSA Campus di Palermo. Svolge la sua missione di docente con disponibilità, competenza e cura educativa, riuscendo a dare qualità e rigore all'insegnamento accademico e a promuovere tra studenti e allievi i valori dell'etica professionale e della ricerca libera e rigorosa nell'ambito delle scienze economiche e sociali. Dal 27 maggio 2021 è il nuovo presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Da presidente ha dichiarato: è bello pensare che la vita associativa sia soprattutto un camminare insieme, prendendosi cura reciprocamente e concretamente gli uni degli altri. Voglio ringraziare ancora il Santo Padre per le sue parole cariche di affetto e stima e per la prospettiva indicata all'Azione Cattolica di divenire sempre più una palestra di sinodalità a servizio della Chiesa e del nostro Paese. Una missione esemplare per la formazione, la crescita solidale ed il bene comune della nostra società. Ecco, questa è la motivazione del conferimento del premio. Grazie per essere venuto con noi. Grazie a voi, grazie al Presidente della giuria, l'onorevole Decio Terrana, al carissimo amico Enzo Sardo, a tutti coloro che hanno voluto pensare a questo riconoscimento. È stato detto già dagli altri premiati, per quanto uno possa avere anche una alta opinione di sé, è sempre un riconoscimento che percepiamo come qualcosa di meritato e quindi un qualcosa per cui ringraziare e dire grazie. Permettetemi di salutare anche il Presidente Nino Di Matteo, con cui condividiamo l'esperienza nella conduzione di un'esperienza nazionale importante, camminiamo insieme in tanti percorsi ecclesiali e sinodali e quindi per me è davvero una gioia essere qui stasera in questa sede bella dove ho avuto occasione di vivere altri momenti formativi importanti e soprattutto all'interno di questa manifestazione. Non mi vorrei dilungare, dico solo un pensiero. Sono state dette tantissime
si è diffuso all'indomani del concilio, noto come la lettera di Ogneto, in cui si leggeva e si legge ancora che i cristiani sono chiamati a essere quello che l'anima è per il corpo. Ecco, io credo che un po' quello che stiamo vivendo stasera ci fa richiamare questa realtà. Siamo chiamati ad abitare il tempo che abbiamo, carico delle sue sofferenze, abbiamo visto il collegamento dall'Ucraina, carico dei suoi drammi, dei suoi dolori, anche da tante storie che sono state raccontate. Il compito dei cristiani è proprio questo: essere solidali, vivere insieme le gioie, le sofferenze, i dolori, i drammi della vita di tutte le persone, costruire insieme, lavorare per l'insieme. Ecco, credo che questo è il messaggio di speranza al quale io mi sento anche di dare un ulteriore eco, diciamo, oltre che la gratitudine per il premio ricevuto, e continuiamo a lavorare per costruire un noi veramente più grande. Adesso facciamo la consegna del premio con Antonio Di Matteo, il presidente nazionale che lei ha prima citato, e l'avvocato e scrittore Giovanni Tesè. Eccoli che ci raggiungono, così facciamo la consegna del premio. Brano del 1958, noto anche come Volare, ma il suo titolo è Nel blu dipinto di blu. Era il 1° febbraio 1958 quando Domenico Modugno arriva sul palco di Sanremo portando una delle canzoni più amate della storia italiana del festival. A voi il maestro Salvatore Salvaggio, il soprano Ma chi è noto, accompagnati dal loro pianista, il maestro Randazzo. Accomodatevi.
stare qua giù con te. Ringraziamo ancora il pianista Rosario Randazzo, il soprano Macchiano Moto e il maestro di basso Salvatore Salvaggio, artisti di fama internazionale che girano i maggiori teatri internazionali esteri, appunto. Complimenti e grazie sempre per essere stati vicini a noi anche in questa edizione del premio. Adesso io mi adopero così velocizziamo pure i tempi. Abbiamo la consegna degli ultimi due premi. E allora, Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro conferito a Giuseppe Pontillo, parroco della Cattedrale di Agrigento e direttore ufficio beni culturali ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Agrigento. Ben trovato. Adesso arriva anche il microfono. Buonasera, ben trovato. Adesso che nel frattempo arriva il microfono, diamo lettura della motivazione. Nicoletta. Sacerdote gentile, corto e premuroso, parroco della Cattedrale San Gerlando di Agrigento, nella qualità di direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali ed Ecclesiastici della Cura Arcivescovile di Agrigento, svolge un delicato lavoro di recupero e valorizzazione delle opere artistiche pregiate che si trovano nelle varie chiese della diocesi e nel museo allocato nei locali della Curia. Svolge con pregevole profilo culturale il ruolo di presidente dell'Associazione Culturale Ecclesia Viva, nata nel 2012, a supporto e valorizzazione dei beni culturali diocesani, attraverso la riapertura all'interno del Palazzo Arcivescovile del Nubia, Museo Diocesano di Agrigento, avvenuta nel novembre del 2011. L'associazione si occupa anche di promuovere il vasto patrimonio culturale ecclesiastico dell'Arcidiocesi di Agrigento. Una missione esemplare di promotore dell'arte sacra e di dedizione alla formazione religiosa e alla solidarietà umana. Ecco, questa è la motivazione del Tommaso Argento. Complimenti. Allora, per noi è veramente un piacere quest'oggi averla ospite e averla tra i nostri pregiati premiati. Grazie, il piacere è mio. Porto prima di tutto il saluto di Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, che voleva essere presente ma aveva altri impegni pastorali. Ringrazio il comitato che ha organizzato e voluto anche il premio per questa sera e tutte le autorità qui presenti. È un po' imbarazzante, secondo me, per un sacerdote ricevere un premio. Enzo questo lo sapeva e ha fatto tutto nel segreto. Ho accettato, imbarazzante perché noi dobbiamo fare il bene perché lo dobbiamo fare, cioè, è la nostra missione vivere bene quello che ci viene affidato, come tutti d'altronde, ma noi dobbiamo avere un senso di abnegazione e anche di discrezione, secondo me, un po' diversa. Ho accettato il premio proprio perché è conferito alla memoria di Monsignor Cataldonaro, che per la mia generazione, spero anche per quelle attuali, è un'icona, un modello di uomo innamorato di Dio, di uomo che ricerca motivazione, ha ricercato le motivazioni nella storia della presenza di Dio, nella storia attraverso la sua ricerca, e di un pastore che ha voluto e ha tentato di incidere nella storia della Chiesa che gli è stata affidata. Ne parlo anche timidamente perché la presenza di Don Massimo, saluto, è stato accanto a me, ecco, una grande presenza qui per noi. Il lavoro che noi abbiamo fatto è un lavoro che tante diocesi tentano e cerchiamo di fare, con le poche risorse che le diocesi abbiamo, la maggior parte provenienti all'8 per 1000, che non è un peccato mortale, ma è una realtà, come le vogliono i pubblici amministratori, che permettono di fare con €1 un intervento per €2. Riusciamo a fare questo, e questo è molto importante secondo me, perché è la dimensione che permette di valorizzare
massimo quello che è il segno della carità che arriva anche all'interno della Chiesa. Abbiamo fatto alcuni interventi particolari, i più grossi sono stati citati. Il più importante che ha rimesso in moto la vitalità del centro storico è stata la riapertura della cattedrale, che ha visto tanto impegno anche delle forze dell'ordine a sostegno del lavoro che stavamo facendo per la difficoltà di riconsegnare non una chiesa alle diocesi di Agrigento, ma quella che è la chiesa madre, che è la cattedrale, il segno della presenza del vescovo nel territorio e per la città di Agrigento stessa il segno dello sviluppo. Parlo della cattedrale per dire di quello che può essere un intervento sul bene culturale. Negli 8 anni di chiusura della cattedrale tutto ciò che era attorno al centro storico di Agrigento, chi conosce Agrigento e sa bene qual era la realtà, e avviene in tutti i centri storici dove accanto a un monumento, il monumento è degradato, tanto degrado non solo dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista umano. È come se quell'elemento che era centrale per il centro storico portasse a vivere male la propria presenza nel centro storico. Vale per la cattedrale di Agrigento, ma potremmo citare tutti i beni architettonici che sono significativi sul territorio. Averla riattivata invece ha riattivato tutto. Ha riattivato dei processi con il MUDIA, che è stato citato al Museo Diocesano di Agrigento, è una piccola realtà nel centro storico. Oggi è molto viva, ad oggi ha fatto già 40.000 visitatori, che sono quelli che pagano il biglietto, fanno la visita e tutto il resto. È una piccola realtà rispetto al grande attrattore della valle, ma stiamo lavorando per far sì, per arricchire proprio il territorio anche di Agrigento, perché la promozione umana deve passare anche dal consegnare una integrazione dell'uomo e una dignità anche attraverso quello che è il patrimonio che noi abbiamo, di poter veicolare quanto più visitatori dalla valle al Cor. Abbiamo in corso un progetto particolare che è il Mudibus, che è ad Agrigento, collegato sul sito del museo, ha la possibilità attraverso il pulmino elettrico, sono 3 pulmini elettrici che collegano la valle di Agrigento con la cattedrale di Agrigento. E naturalmente tutto ciò che sta attorno, l'associazione che è stata citata, che promuove la ricerca, abbiamo pubblicato insieme al comune di Ragalnudo una monografia aggiornata su Pietro D'Asolo, ed è un'opera di particolare rilevanza, ma allo stesso tempo anche una società che è nata per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, la società Antos, che oggi riesce ad Agrigento ad accogliere 11 giovani che lavorano e non hanno lasciato il nostro territorio, insieme all'associazione Pellegrinos di Caltabellotta, alla società La Quercia di Santo Stefano di Questrina e la comunità dei Cinque Sensi di Sciacca, il cui patrimonio viene affidato per poter dare risposte sociali, ma nello stesso tempo questa valorizzazione per noi ha come finalità principale, lo dico per ultimo, per chiudere il discorso, quella di evangelizzare, perché il patrimonio della Chiesa ha come finalità quello di consegnare il messaggio vivo del Vangelo, e oggi in questa giornata con il Movimento Cristiano Lavoratore credo che sia l'elemento da mettere in evidenza. Consegniamo non solo il recupero delle opere, ma l'annunzio di un Vangelo che è ancora vivo, attuale, e lo possiamo fare attraverso le opere d'arte e attraverso le messaggi Terrana e il professore Diego Cannizzaro, docente del Conservatorio Musicale di Caltanissetta. Eccoli che ci abbiamo in corso il restauro del monumentale organo della cattedrale, che è stato sostenuto anche dal ministro Cannizzaro. Bene, bene. Facciamo la foto di rito. Grazie ancora. Adesso ultimo premiato, Premio Nazionale Solidaritas 2023 Monsignor Cataldonaro, conferito a Salvatore Filippo
Vitello, magistrato e docente in corsi di alta qualificazione. Buonasera, ben trovato. È arrivato, mi scusi. Leggiamo la motivazione. Uomo garbato e cortese, magistrato colto, responsabile ed equilibrato. Dopo una lunga carriera, in atto ricopre l'incarico di avvocato generale presso la Corte d'Appello di Roma. Dal 2014 al 2021 ha svolto le funzioni di procuratore della Repubblica di Siena. Dal 2009 al 2012 ha ricoperto l'incarico di procuratore capo alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. In quel periodo e in tutta la sua carriera si è impegnato nel suo lavoro quotidiano a mantenere e rafforzare l'azione dello Stato nel contrasto ad ogni forma di illegalità, ma ha anche operato con grande senso di responsabilità civile per rispondere alle esigenze di solidarietà sociale e impegno culturale, che sono i valori chiave nell'aggregazione e motivazione delle nuove generazioni. Il suo non è stato solo l'impegno del magistrato, ma si è esteso in più occasioni ad un'opera rivolta alla crescita sociale, alla cultura dell'accoglienza e del dialogo, senza perdere di vista l'etica, la giustizia e la lotta per un mondo più giusto e più solidale. Un estremo difensore dello Stato di diritto, dedito alla crescita socioculturale, alla solidarietà sociale e alla promozione umana. In questo momento così difficile, in questo quadro così difficile e sociale, che cosa si può fare ancora e come possiamo contrastare sempre questa legalità, come possiamo aiutare i nostri giovani, i nostri figli, da dove dobbiamo partire, quali azioni, quali istituzioni? Io credo che dobbiamo partire dalla cultura, e lo dico anche con riferimento a questo evento, per il quale desidero ringraziare gli organizzatori, il Presidente della giuria, Decio Terrani, l'organizzatore intelligente, veramente intelligente, che è Enzo Sardo, perché ho trovato in questo evento un collegamento ideale fra vari elementi, a partire da Don Cataldonaro, che è lo sponsor spirituale di questo evento, a partire dalla Fondazione Sciascia, che si collega poi alla parola solidarietà. Leggevo in questi giorni quell'interessante libretto, un piccolo libretto delle conversazioni di Eugenio Scalfari con il Cardinale Martini, un padre della Chiesa. E il Cardinale Martini diceva che purtroppo la Chiesa spesso si perde nei piccoli peccati, mentre non guarda il peccato principale, che è l'ingiustizia. E l'ingiustizia la declinava come indifferenza verso il debole, verso il fragile, come la mancata reazione verso la sopraffazione nei confronti delle donne, che oggi è un problema di grande attualità, ma comunque la sopraffazione nei confronti dei più deboli. Bene, la solidarietà è la risposta a questi eventi, e la solidarietà significa reagire all'ingiustizia, e questo mi riguarda poi di persona come magistrato, perché come missione del magistrato è quello di realizzare la giustizia, e certo non è la giustizia a cui faceva riferimento in termini ideali il Cardinale Martini, ma è la giustizia come ricerca della verità. Ma la ricerca della verità presuppone quella solidarietà così declinata da quel grande padre della Chiesa che è stato il Cardinale Martini, perché la giustizia presuppone umiltà, presuppone capacità di ascolto, presuppone per certi versi un atteggiamento di disponibilità, e direi, per usare una parola che oggi ci avvicina, perché siamo in presenza di un'associazione e di tanti rappresentanti di associazioni ecclesiali che si ispira
saper proporsi nei confronti della persona più debole. Ecco qual è la risposta alla sua domanda. Oggi si può combattere l'illegalità e soprattutto si può combattere l'arroganza che è alla base della illegalità attraverso un atteggiamento di disponibilità e in senso molto più ecclesiale attraverso un atteggiamento di misericordia, che era quello che ci ha insegnato il signor Cataldonaro. Dice: fratello, io ho letto la biografia che ha fatto di Cataldonaro Enzo Sardo, un testo eccellente. Grazie a un altro collega che è qui, Giovanni Battista Tona, che si occupa dell'associazione di Cataldonaro, mi ha fatto arrivare tutti i testi, e sono tanti, di Cataldonaro, un teologo di straordinaria valenza. E allora tutti questi elementi ci portano necessariamente a superare l'egoismo e a cercare di essere più altruisti. Alla fine la sintesi di tutto è questo. Io adesso invece richiamo per la consegna del premio il dottor Giovanni Battista Tona, consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ci raggiunge assieme ad Enzo Sardo, presidente provinciale della MCL. Così facciamo la consegna del premio che chiude anche questa manifestazione. Ben trovati ancora. Il nostro fotografo immortala anche questo momento. Attenzione. E con il vostro applauso vogliamo proseguire, vogliamo congedarci? Devo dire che proseguire sarebbe ormai veramente un altro peccato, e per cui non ci sarebbe perdono visto allora a cui siamo arrivati. L'unica parola, diciamo, di saluto è quella di dire un grazie sincero a tutti voi per essere venuti con questo. Ci scusi se è arrivato alla fine di questo premio, ma è assolutamente un ordine così casuale. Ci scusiamo anche con le quali hanno fatto un intervento un po' più lungo, altri un po' più breve, per quelli che magari siamo andati rapidi e non hanno detto granché, ma ci siamo prolungati quest'anno veramente tanto. Ma come ci diceva il nostro dottore Sardo, era un'edizione già complessa, lo sapevamo, qualche stravolgimento, qualche necessità di collegamento, insomma ci siamo trovati fino ad ora, ma siamo grati per vedervi ancora così numerosi in questa sala della Fondazione Sciascia che ospita l'edizione 2023 del premio. Grazie professore, possiamo prendere ancora posto, così ci avviamo ai saluti. Con me Nicoletta Capodici, che prima di finire vi devo avvisare che nel giardino della fondazione c'è ora, diciamo, un gelato per affrescarci, un gelato e un brindisi per tutti. Vi aspettiamo nel giardino. Grazie, io passerei ai saluti finali. Ringrazio il Movimento Lavoratori Provinciali di Agrigento, il Movimento Nazionale che ha sposato ancora una volta questo. Sì, tutti premiati qui per la foto di gruppo di rito, così la conserviamo negli annali. Volevo ringraziare tutti i premiati, tutti coloro che hanno lavorato, la giuria per il servizio tecnico, la ditta BF Servizi di Calogero Carlisi che ha permesso questo collegamento importantissimo con l'Ucraina. Volevo ringraziare le emittenti locali di Guardia, Agrigento e Stelle Studio 98 che hanno ripreso integralmente la manifestazione. Nella giornata di domani, dopodomani avrete le interviste durante l'edizione del telegiornale. Vi ricordo che questa cerimonia la potete